Eccoci qua. Bentrovati al nostro ragazzi, pubblico. sono venuto qui in studio. Per arrivare in studio ho dovuto chiamare la polizia che mi faceva strada perché ci sono 48 pullman pieni di persone. Sì, perché devono venire qua. Qua già all'interno abbiamo 1500 persone. Senti gli applausi, senti. Non c'è pubblico qui. Vai, 3 persone ci sono. 3. Senti. Allora, dolcezza. Oggi facciamo delle pietanze che sanno di quasi comfort food, sai? Quindi quelle cose diciamo che come? ti danno conforto, che ti danno... uno si chiama, vediamo se ci arrivi, una coppia di sposini cosa fa prima notte? Saranno fatti loro che fanno la prima notte, scusami, fammi capire. Come si chiama? Sì. Ma lo posso dire in televisione, Così? Consuma! Ah, bravo! Immagino, E se sono francesi che fanno? Che ne so, Dai, si dice. metti allora, la coppia italiana consuma, quella francese... No, è consumè. Consuma, brava, incredibile! Questa donna, ma come ci arriva? Cioè non sembra così intelligente, però ogni tanto... Vero. Saluto la camera che mi Ecco, tocca mancava, salutare. certo, dai. Saluto anche te. Saluto In quale il mio trasmissione primo piano. non si salutano le Saluto la camera telecamere? dell'artrosi cervicale. Vai, prego. Saluta. Qualche volta la devi salutare tu, Salutala tu, dai. Ah, piccerina! Vabbè, Così. vabbè. E ultimo, ma non ultimo, chi ci toglie lui è dagli bellino, danni? lui è bellino, Lo zio zio Gianni è Gianni, molto carino, che sì. uomo, che Con questo uomo. turbante così un po' arabo. Vabbè, ma lo sai che mi ha detto? Che ti ha detto? Ma com'è che Desiree ogni tanto indovina le cose? Vai avanti, non è vero, lo zio Gianni mi stima molto Sì, invece, ti a stila, differenza ti tua. stila. Dai, Vabbè. allora, quindi... Allora, facciamo oggi il consomè. Il consomè. Il consomè che cos'è? Quello, sai, quella sera d'inverno. Mamma sai, mia, quel brodino. Nelle cose nobiliari il brodo è così. Fanno così? In maniera molto composta. A casa mia Schiena invece- dritta. Non si fa questo. Non si fa. Allora, abbiamo il bollito. Il bollito. Che abbiamo fatto il brodo. Ok. Per cui facciamo vedere ai nostri telespettatori questo bel pezzo di bollito, così vedi che è un muscolo. Bello. Ce l'abbiamo fatto. E abbiamo il brodo dove c'è la cipolla, il sedano, tutte le Bene. verdure che servono per un brodo. Per un bollito. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo estrarre il consomè. Ci sei? Sì, fino a qui ci sono. Estrarre il consumè. Come lo Estraiamo fa? il consomè. Lo E estraiamo. facciamo così, guarda. Prendiamo questo. Sì, Prendiamo un mestolo. certo. Dammi il mestolo, non mi dare quello Questo, industriale, va bene questo. questo. E questo qua. Ecco qua. Ci mettiamo qui e andiamo a raccogliere il brodo. Ah, lo filtri, Certo. giusto? Vedi che bei pezzi di sema. Senti che profumo che c'è? Sì, Lo senti il profumo? lo sento, sì, Lo senti? lo sento. Ma perché il profumo parla? Lo sento, lo sento. Ecco qua, guarda. Questa operazione. E poi il bel bollito ce lo facciamo in insalata. Bello, Ce bellissimo. lo facciamo. Ti ricordi che una volta abbiamo fatto... Le polpette abbiamo fatto. E come si chiamavano, te lo ricordi? No, Mondeghili, mondeghili, che quelle sono cose lì. milanesi. Che è fatto. Ma sai i milanesi quante cose fanno con il bollito che rimane? Tu non ne hai l'idea. Ecco qua, ci siamo. Quindi filtrato questo brodo del bollito. Sì, così. C'ha in sé tutto il sapore di questo bel tocco di carne perché abbiamo fatto un brodo che ha cucinato a fuoco lentissimo. Però in questo modo Sì. il brodo, come vedi, presenta delle impurità. Certo. E quindi che E facciamo? allora noi le dobbiamo spurare. Come si fa il consomè? Innanzitutto andiamo a assaggiare la sapidità. Giusto, giusto. Grazie. Com'è? Buono? Per me è buonissimo. È buono. Se lo vuoi assaggiare anche te lo puoi fare. No, vabbè, mi fido di te. Io A sono questo per le cose punto, più come andiamo a sostanziose. pulire il brodo? Dammi una forchetta. Usiamo del Bianco d'uovo? albume, che è? L'albume è bianco o rosso? L'albume è il bianco. L'albume è il bianco, No, no? il tuorlo. Il tuorlo è il bianco, giusto? Ragazzi, che dai, non mi fare confondere, dai, smettila. L'albume è il bianco, giusto? Avevo Hanno detto. suggerito. Albume d'uovo. Non lo sapevo, hanno suggerito. Lo vai a
giusto? No, niente. Aspettiamo che deve fare la bollizzazione. Non è pronto. No, dobbiamo rompere No. bene l'albume. Dobbiamo rompere bene. Prova, vediamo. Altro poco. Intanto lui deve prendere una bella ebollizione. E tu dici, ma usi questo qui per fare che? Questo serve a... Lo mettiamo nel brodo che bolle Sì. e tira tutte le impurità Ah, del brodo. dai, vediamo. Però poi non lo buttiamo, No, perché questo si lo metti in conserva. un'insalata, lo metti dove vuoi, capito? Dai, vediamo il procedimento, come si Adesso fa? faccio vedere. Aspettiamo che deve bollire per bene e andiamo a mettere questo. Qua così. E lo lasciamo andare. Ok. In questo frammentre lui si è tirato un bel poco di impurità. Capito? L'albume proprio se le coglie. a Pazzesco, sé. Capito? Ecco qua. Poi ci dobbiamo prendere Sì. un'altra pentola Sì. più alta, possibilmente alta. Ok. E allora a questo punto abbiamo spento il fuoco. Sì. Facciamo così, Dai a me. prendiamo questa. Mi dai un piatto, un piattino? Questo lo raccolgo. Vuoi Quello va questo? bene, Vuoi va questo? benissimo, va Metti benissimo. qua? Lo mettiamo qui. Lui ci ha portato il grosso delle impurezze e noi con questo filtro di stoffa Ah, che guarda un po'. potete trovare in tutti i negozi che volete, di casalinghi. Cioè, ma questo filtra meglio rispetto al Certo. giusto? Guarda, così. Ora tu vedrai che è Eh. colore chiarissimo rispetto a com'era, guarda. È vero, La pazzesco. camera, quella con lo può fare vedere dentro. Vedi? Guarda che colore È oro. pazzesco, sì. Ma la cosa pazzesca che sembra un'acquetta. E invece è buono? Assaggialo, Dai. assaggialo. Senti, ma quello ha lasciato qualcosa secondo te a livello di sapore? Certo, quello poi lo puoi usare tu. Aspetta, Buono, Senti? E buono. guarda le impurità dove sono rimaste. E guarda, di brodo. Il brodo. E togliamo questo. E abbiamo fatto questo brodo. Bello, lo rimettiamo sopra perché andremo a fare due preparazioni con questo brodo. Ok, bene? va bene. Ora dobbiamo aspettare che il brodo Sì. si riprenda il suo bollore e nel frattempo prepariamo due piatti. Uno è la squarciarella, Sì? che Ok. è sempre a base di uovo, parmigiano, così, e l'altra sono le monachine. Le monachine, Le bene. monachine che sono delle palline di tritato che mia nonna me le faceva d'inverno con il brodo e si chiamavano le monachine. Monachine, va Facevamo bene. quello, il pane spezzato dentro ed era una cosa meravigliosa. Meraviglioso. Il caciocavallo, non parmigiano, oggi ci mettiamo. Intanto lui va e noi facciamo le monachine. Sì, Questo è macinato con sale, parmigiano e un uovo. Ok. Basta. Per cui, mi aiuti a fare queste che monachine? devo fare? Polpettine piccoline? Così, guarda. Guarda, vediamo quanto piccolissime Così, proprio. sì, proprio le monachine. Tu mi aiuti a fare le monachine, nel frattempo lui Quella prende bolle? il bollore. Così. Ma vedete che brava. Vedete che veloce, non te ne ha fatte. Guarda. eh? No, però la qualità devi vedere, È un'altra guarda. cosa. Cioè, voglio non ti dire. seccare, Perdiamo guarda. tempo, ma in qualità ci guadagniamo, è giusto? Vuoi Ecco, mettere? ma vuoi mettere, sinceramente, dai. Questa è proprio una ricetta che secondo me molte persone ricorderanno, ma è una ricetta che non si fa più. Per esempio ci sono paesi come a Lentini si chiamano le palline di tritato, le palline di tritato. Invece noi le chiamiamo le monachine. A Roma come le chiamano? Chi Ti lo sta sa? chiamando Flavio, guarda. Che c'è? Dai. Guarda, qui sentiamo proprio Sei più indietro di me. le cose Guarda che vergognose. fila di polpettine che ho fatto. È bello che te l'ho messo io. Mi sono Dai. anche confuso.
E lui va, e lui va. Quindi 15. facciamo stiamo queste facendo- polpettine piccoline. Questo com'è che hai detto che l'hai condito? Ho messo uovo, parmigiano e sale. Quindi Basta più. semplice, Semplice, basta. molto semplice. È un tritato vitellifero. Mm? Va bene, sai cos'è il tritato Vitellifero, ragazzi. Sai cos'è, vero? Mi devi- E quello come si chiama? Pollifero? Se è Mi pollo? toglie le mie mettele su. Scusami, il tritato di pollo è pollifero? Pollaiofalo. Maialifero esiste? Maialifero, vitellifero, Basta. coniglifero. Vabbè, Va allora, bene. Io penso che queste possano bastare, sai? ognuno con le sue polpette, non ti seccare, guarda. Cioè, scusami. Allora, ora che abbiamo fatto questo, prima di preparare la pentola per cucinare... Sì, ne faccio altre due, Dillo, non ti dillo, seccare. dillo. Consigli per i consigli. Consigli- E che consigli, no, ragazzi? consiglifori per i consiglifori. Ma che è il coniglio Mi quello piace, è? sì. E quello è... Dillo. Ma non si può... Consiglifori per i consiglifori. Deve sempre andare fuori dalle righe, è inutile. Sì. Adesso, dato Allora- che dobbiamo fare due preparazioni, Sì. innanzitutto salutiamo che siamo arrivati che avevamo un impegno a Latina e ora siamo tornati. Ma dove siamo andati? Qual è Latina? Con l'aereo privato. quello- Vabbè, sì, siamo andati con l'aereo privato, ragazzi, no, lo so, veramente. Vabbè. Certe cose si dicono, capito? Ma non la Si puoi, le devi dicono, dire credibili, sì, non puoi ma dire è l'aereo importante, privato. abbiamo un aereo privato non nostro. Ma chi della ce l'ha? Di chi è? Della redazione. redazione? Ma te lo sei dimenticato l'aereo privato? Ah no, giusto, hai ragione. Siamo Lei è andati un distratta. attimo Distratto perché tanti aerei prende in tutti i giorni che mi distraggo. si distragga. Allora, quindi, torniamo a noi. Andiamo No, a è un noi. po' il jet lag che mi fa, Esatto. mi crea un po' di confusione. Uno. Allora, Vedi che sto dividendo, vedi? Accendi. Stiamo dividendo le acque. allora, Allora, qui. qui e qui, sono due famiglie separate, questo me lo porto io e quello te lo porti tu? No, quello Daniela. Daniela. Mandi avanti il fuoco qui. Io qui l'ho mandato. Questo, per sicurezza li accendo tutti e due. Esatto. Ecco qui. Poi, Allora, queste le abbiamo pronte. belline, belline veramente. Poi facciamo un'altra cosa, guarda. Andiamo a preparare la squarciarella. Un uovo, 2 uova, Sì, 3 uova. Vedi, è una ricetta bella. Me lo sbatti per favore, faccio grazie. io, ma certo. È un onore per me. Dai. Che fluidità, ragazzi. Nel frattempo io metto le palline qui, Vai, nel brodo. è pronto? No, No, per ancora. niente. Ma lo dobbiamo finire di condire. Che devo mettere? Dai. Continua. Poi mettiamo del parmigiano. Mettiamo un po' di prezzemolino che ora io te lo taglio. È pronto? Eh? No. Ancora no, sbatti. Quando senti che è pronto gli metti il parmigiano, il sale e io nel frattempo ti taglio del prezzemolo. Come vedete oggi faccio il sous chef dello Che chef maestria, Denisi. ragazzi, guarda com'è, guarda che fluida, guarda. Ah, Allora, parmigiana abbiamo detto. sì, Poi, cosa metto? Il sale? sì, e un po' di pepe. Ecco. E un po' di pepe. E questo prezzemolo. E vado, Lo sai cosa ci si potrebbe mettere? Cosa? Per chi piace, però a me non piace. Zest di limone. Dai, mettilo. No, non ce No? n'è. Non ci sta. Parmigiano? Ho messo già. No, non va bene. Di più? Sì. Lo so. Ecco, allora. Quindi, 15. Ci premuniamo di basta. frusta. Pronto. Pronto. Così. E guarda cosa facciamo.
Facciamo andare in bella ebollizione questo. Sì? Le nostre monachine già sono belle avanti, guarda. Ok. Ecco qua. E guarda come faccio. Tieni, Che devo facciamolo fare? insieme. Devo versarlo? A filo, a filo. A filo? Ce l'hai tu? No, io o tu, dai. Lo tieni, che- tienilo. Fallo tu, a filo. A filo. Più adagio, alzalo, alzalo. Vieni al centro, vieni al centro. Vieni al centro. Vieni al centro. Fantastico. Vieni qua più. Che abbiamo E fatto? abbiamo fatto la squarciarella. La squarciarella, ragazzi, La pazzesco. squarciarella. Quindi praticamente il brodo del Sì. bollito era Abbiamo sbattuto filtrato l'uovo con e tutto. parmigiano e tutto quanto. E poi abbiamo aggiunto l'uovo sbattuto con parmigiano, sale e prezzemolo semplicemente. Vedi, giusto? sto facendo. Tipo dobbiamo una mettere stracciatella. No, questa è squarciarella. La Squarciarella squarciarella è proprio. un'altra cosa. Ok. Questa è la squarciarella. Ecco. Loro stanno andando avanti. Sì. Nel frattempo, sai che ci prepariamo? Un po' di mozzarella. Che facciamo con la mozzarella? Che andremo a fare in questa ricetta, l'andremo ad arricchire con un. Giusto? Così è giusto? La gente che guarda a casa vede Ma questo quella è la parte scempio. piccola, non ti serve neanche Serve questa. la mozzarella. Allora, Mi serve per 2 ricette, mi serve. Tagliamo così. E voilà. E ora guarda che tipo di impiattamento, guarda come è diventata Pazzesco. la squarciarella. E possiamo anche spegnere nella squarciarella. Non so se il registro con la camera, quella della cervicale, lo può vedere. Questi saranno già pronti e andiamo a comporre i piatti. impiattiamo, dai. Questo lo togliamo. E guarda come li impiattiamo, sa tanto di casa, sa tanto Bello, bellissimi Qua. questi, Andiamo a mettere un po' di mozzarella qui. Ah, la così. mozzarella poi si scioglie Brava, praticamente, questa metti giù. qua. Così, così. Io Ecco. andrei anche con la base del parmigiano. Ah, metti anche un po' di parmigiano, Sì. perché no? Poi quando ci mangiamo il brodo e la squarciarella o le monachine, sì. sotto troveremo il paradiso. proprio. Esatto. Ok. Spegniamo. Abbiamo spento i 2 fuochi. Prendiamo un altro mestolino. Eccolo qua. E allora, e andiamo a impiattare. Spostali, grazie. Toglili proprio, toglili proprio. Li togliamo proprio, guarda. Facciamo 1, 2, 3, 4. Quanto è una porzione? 6 va bene? Ma almeno 6, sì. Va bene 6? Anche 8 per fare pari. Fare pari. 6, 2, 4, 6, 7 e 8. Un po' Passi la povera. sua, 8 va bene, dai. Mi ci andrebbe gentilmente, Madonna, a spruzzare un po' di pepe? Pepe? Sì. Ecco. Così. Questo è pronto? Pronto? Ecco. Andiamola a Metto mettere, qua, sì. guarda. Proprio questo è un piatto che sa proprio Essendo di casa, brodo per inverno. brodo posso usare lo stesso. penso Certo. sì. E andiamo a prendere, prima cerchiamo di cogliere la. Gliel'hai messo il sale nell'uovo, vero? Certo. Vabbè. La nostra squarciarella. Così. Andiamo di brodo. Una spolverata di pepe. Ecco. Guarda, per me è perfetto. 36 secondi e mezzo e siamo già E per torniamo. l'assaggio. E questo è quello che si chiama veramente comfort Bello, food. esatto, un La play sera, la con il sera, caldo, una serie bello. TV, bello. Io messi comincerei lì. da qui, con dalla questa. squarciarella. Questo come fai? Col cucchiaio? Col cucchiaio, Il brodo no? di Perché solito si prende con la prendi forchetta. anche. No, vabbè, Però guarda. vabbè, dai, che dobbiamo dire.
Allora, Non sa neanche come si prende il brodo e lo stava prendendo con la forchetta. guarda, La stavo fai prendendo con la poco lo forchetta. spiritoso. Guarda, ho preso anche un pezzo di mozzarella. Certo, quella la devi prendere, il parmigiano. E questo è un piatto semplice. Lo vogliamo fare ai bambini anziché fare il solito uovo, le solite cose. Capito? Me lo fai per stasera? Sì, Ai bambini? sì. Questo lo voglio assaggiare, però. Litigherò con tutti, ma lo assaggio. Lo so Poi che sono fatti tuoi, eh? litigherò con tutti, ma lo assaggio. Questo è raschiare il fondo, Molto meraviglioso. buono, devo dire, bravo. Buono veramente. Molto buono, bravo. Andiamo alle monachine. Guarda, c'era questo pezzo di mozzarella che mi chiamava. A te le cose ti parlo, tu sei come a San Francesco. Buono. Sai che è come a San Francesco, a San Francesco Buono, ti parlo, buonissimo. a lei gli ingredienti. Andiamo con la monachina. Ecco. Diamo una grattata anche qui al fondo. Ma quelle polpettine, guarda. Così. A casa. Buono. Semplice. Tranquillo, semplice. Veramente, ci è piaciuto. Dice E che per cui diciamo faccio. che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto il consommé, Giusto? che è il consommé, la coppia francese, la prima notte di nozze. Consommé. In Italia consuma, in Inghilterra consumation. Ti piaceva? In tedesca è Studensragenbraten. In giapponese? Ha dato un uovo. In russo? In russo? Non ci arrivano a fare il consomé. Comunque, continua ad assaggiare. Per Vabbè cui, ragazzi, basta. la bella squarciarella, Bello, bello, invernale. le piatto monachine invernale. con il brodo, fantastico. La sera poi io ci metterei, perché me lo suggeriva un'amica mia carissima, in questa squarciatella Sì. e anche in questa Sì. aggiungi un po' di pane fritto. Ma te lo immagini Beh, che cos'è? pazzesco, perché non l'hai messo? È perché me lo sono dimenticato. Buono, buono, bravo. Ma tu non le devi assaggiare quello che abbiamo preparato? Lo sto assaggiando. No, tu stai mangiando, non stai assaggiando. Però io penso che possiamo dare appuntamento ai nostri teleaspettatori e teleaspettatrici con un enorme bacio. Vi vogliamo bene, alla prossima. Alla prossima puntata, questo me lo porto. La squarciarella. 2 uova da aggiungere al consomé. 50 g di parmigiano. Pepe nero quanto basta. Per il consomé 1 litro di brodo di bollito di carne, 4 albumi per chiarificare il brodo. Le monachine in brodo, 500 g di macinato di vitello, 1/4 di cipolla tritata, prezzemolo quanto basta, 50 g di parmigiano, 100 g di mozzarella, 1 litro di brodo di carne.